Buongiorno e benvenuti, big match di giornata, benvenuti allo scontro diretto per il primo posto della Live Regione Under 17. Oggi si gioca un campionato, oggi è una partita delicatissima, benvenuti dall'Eccomonale Concato di Monreale, Vis Palermo contro Aurora Mazzara. Eccolo qui l'ingresso in campo delle due squadre, diamo un pizzico di zoom ed entriamo dentro il campo a gestire la partita il signor Sant'Angelo della sezione AIE di Trapani. Ora sorteggio, colloquio tra i due capitani. Scoma andrà a decidere col capitano avversario Aurora Mazzara chi avrà il primo possesso, chi sceglierà il primo lato su cui dove iniziare. Ci siamo, partita delicatissima, partita sentitissima sia sugli spalti che in campo che in panchina. Ci siamo quasi, stiamo per cominciare, scontro diretto per il primo posto in classifica, entrambe le squadre a 37 punti, primo posto a punti, diciamo, a stessi punti, stesso punteggio, 37 punti per entrambe le squadre, pronti all'ingresso in campo di Palermo, Aurora Mazzara, ripeto, big match di cartella, big match di giornata, in questa grande domenica di calcio, sui nostri schermi, su LTV, la voce del campo. Io sono Filippo Alongi e anche oggi vi terrò compagnia anche per questi 90 minuti, partita che sta cominciando con qualche minuto di ritardo, circa mezz'ora di ritardo, un minuto più, un minuto meno. Il calcio inizio che era previsto per le ore 11, a seguire derby societario, Vis Palermo Real Palermo, ma restiamo intanto concentrati su questa gara. Noi lo prendiamo sempre. Gli diciamo ma non sei. La bandierina. La bandierina. Ci siamo pronti per iniziare, fischia Sant'Angelo, può cominciare questo scontro diretto, ripeto, per il primo posto, lo ripeto ancora per far capire la delicatezza di questa partita. Lancio errato, questo di Macrilla, rimessa con le mani, è buona per una Mazzari, in maglia nera la Vis Palermo, in maglia magenta, in maglia fucsia la Aurora Mazzara. Entrambe squadre al 37. Trovate tutte le informazioni in descrizione qui del video, l'abbiamo preparata benissimo mister Adela durante la settimana questa partita, sentitissima da un lato e dall'altro, al dente un po' avvelenato, ma l'aspetto così da Adela dopo i playoff della stagione scorsa, perso per 1-0 lì al campo di Castellammare. Stagione precedente proprio con questi ragazzi, ricordo intanto tutti i ragazzi 2009 interamente sotto età della Vis Palermo che si stanno giocando un campionato a livelli altissimi, stanno giocando il campionato per il primo posto in questa partita. Proprio questi ragazzi che hanno perso per 1-0 nei playoff dell'anno scorso, scorsa stagione, contro l'Aurora Mazzara. Rispetto una voglia di rivalsa, una voglia di rivincita, nonostante il gruppo avversario non sia questo, ma che il Nesto 2009 c'è, allontana l'avanti, palla tolta da Bertolino, resta buona per Brusca, può correre, cerca di andare, di prenderla il 10 da Vis Palermo, palla che resta buona, comoda per Perrone che può scappare, Perrone chiuso la Lamia, allontana per la Lamia, rimessa laterale per l'Aurora Mazzara. Salta la meno, non basta, deve chiudere Macri, portare l'avversario, l'ultimo tocco è stato del 5 della Vis Palermo, è rimessa laterale per Aurora Mazzara, già battuto Perrone, alle spalle c'è l'avversario, vorrebbe portare all'errore, scivola pure altezza per andarla a chiudere, tocca altezza, la palla resta lì, Perrone contro altezza, duello 3-2 e basta proprio altezza, riesce ad andare sul lato, gioca la Vis Palermo, vorrebbe strappare, Guida, corre sullo spazio, si lancia allo spazio Guida, porta palla ancora, il 10 maglia nera
vorrebbe tenerla, alza la testa, guarda la di rigore, la va a cercare Valero Guida e poi Brusca incredibilmente l'ha mandata alta, Maurizio Brusca l'ha mandata incredibilmente fuori, prima occasione da gol, Adeola disteso a terra, Vis Palermo 0, Aurora Mazzara 0, incredibile errore, non da Maurizio Brusca, chance per sbloccarla al secondo minuto. Non è riuscito Brusca a mandarle, sono forse tremate le gambe lì, forse l'ha vista arrivare all'ultima, colto di sorpresa Maurizio Brusca, errore non da Brusca. Si resta ancora sullo 0-0, ora vorrebbe andare, gestione, cerca di spingere, andare in avanti, palla per Guida, ancora Valerio, Guida, in area di rigore, viene fermato, la palla ce l'ha lui, commette fallo però Valerio Guida, e calcio di punizione dall'interno di rigore per la Mazzara, fuori un attacco commesso da Guida, non deve demoralizzarsi Brusca, non deve far terminare la partita qui, calcio di punizione alla Mazzara. Richiesto intervento in campo della panchina della Mazzara intanto. Resta ancora il giocatore della Mazzara mentre comincia a piovere sul Concadoro di Monreale. Speriamo il tempo tecnico che resti su quest'andazzo vista l'acquazzone di ieri. Mentre intanto in questa pausa vi ricordo gli appuntamenti settimanali sui nostri schermi. Ieri siamo andati in onda con Cus Palermo Calcio di Sicilia, temenda per 3-0 in fuori Calcio Sicilia per i giovanissimi elite di Mister Demma. Oggi sui nostri schermi 3 partite da qui al Concadoro, una dal Centro Universitario Sportivo di Palermo. Qui vi ricordo quelle di oggi, già andate in archivio, la partita sempre tra Cus Palermo e Calcio Sicilia per i giovanissimi sperimentali under 14, 1-1, 3-2. Ora Vis Palermo nella Mazzara, scontro detto per il primo posto dei livelli regionali. Successivamente derby societario, Vis Palermo, Real Palermo, mentre dal Cus si giocherà la partita per gli allievi elite under 17. Cus Palermo Accademia Palermo Calcio, partita valida per gli allievi elite under 17. Mentre a seguire ancora, visto che dobbiamo completare tutto, sul canale La Voce del Campo, l'altro mio canale, si giocherà Colomba Bianca Concadoro per la seconda categoria palermitana. Torniamo in partita quando siamo al quinto minuto. La Vis ha avuto l'occasione per sbloccare, mandare su 1-0 con sconto diretto per il primo posto. L'ultimo tocco sembra essere Stornero, infatti è così, calcio d'angolo, la toccata scomma per ultimo, calcio d'angolo alla Mazzara. Calcio d'angolo alla Mazzara. Cross messo in mezzo sul secondo palo, ha cercato di andarla a prendere Bonassoro, non riesce ad arrivare all'impatto col pallone. Rinvio dal fondo, rinvio dal portiere per la Vis Palermo. Giocata corta di Polizzi, palla verso Scoma, gestisce, guardi in avanti, cerca il lancio, trova una palla verso Maurizio Brusca, anticipato dal giocatore alle spalle. Ora si resta ancora in posto per la Vis Palermo, la Rocca e poi Brusca dalle parti di Guida, tocca Marchiano, non riesce ad arpionarla, l'ha rimessa con le mani, è buona per loro la Mazzara. Marchiano va in pressione, palla dal 19, la Mazzara vuole andare al suo numero 8, quindi Stradella torna dietro, protegge qui Bonassoro verso il suo portiere che lancia a lungo, consiglio sul lato di sinistra, quello opposto ai nostri schermi. Va Guida in pressione, palla al 10, gestione alla Mazzara, giro palla per la formazione trasferta che ora lancia, vorrebbe la verticale assoluta, Scoma potrebbe aver commesso un'irregolarità, invece si continua a giocare, vediamo, ora sì che c'è fallo, quando da terra Marchiano, fallo commesso, anzi altezza, fallo commesso di fronte altezza e calcio di punizione per la Vis Palermo. Calcio di punizione Vis. Il signore Sant'Angelo ha qualcosa da dire alla panchina della Mazzara. Calcio di punizione Vis.
Giocherà lì dove c'è il direttore di gara. Pot andare alla Rocca a battere. La Rocca, destro, in aria, troppo verso Consiglio, occhio non blocca la palla, scappa, resta ancora vagante, vorrebbe prendere e tenere 9, riesce a fare passare, lancia in avanti con l'esterno, innesca la corsa di Ingargiola, c'è Polizzi che aveva facile lì, riesce ad aspettare, bloccarla e farla sua per i suoi compagni ancora. Di Franco, Brusca, non arriva a prenderla, palla che torna buona per la Mazzara, vorrebbe scappare sul lato, palla verso Genna. Questo di fuori gioco, irregolare, la posizione di partenza di Genna, mentre sono arrivati anche molti da Mazzara del Vallo per seguire i ragazzi in questo scontro diretto per il primo posto. Ricordo entrambi a pari punti a 37, chi vince va a 40. In caso di pareggio si resta invariati su questo risultato in attesa di uno scivolone avversario. Marchiano non riesce a girarla, c'è frenesia in avanti, c'è voglia di sbloccarla subito, ma occhio che la fretta può causare brutti scherzi. E qui già si è visto con Brusca che deve appoggiarla quasi alla linea di porta, la manda incredibilmente alta, ma ancora una partita per rifarsi Maurizio Brusca, uno dei giocatori delle stelle di questa squadra. Polizzi, Scoma vicino, Di Franco aperto sul lato di sinistra con Alami a largo a destra. Va lungo Polizzi a cercare Brusca. Brusca lascia dietro, scarica Di Franco, Maurizio Brusca è lui che aveva cercato, non viene trovato però, allontana Ramazzara, palla sulla corsa di Ingargiolna, arriva a prenderla, rimessa laterale, buona per il Lavis Palermo e quindi Di Franco. Gioca in mezzo la Rocca, controlla, orienta in avanti, cerca il lancio, vede la corsa di altezza, non può arrivare, la palla è verso Piera Lamia, gestisce Lamia, destro, in aria, allontanato e mandato via. Marchiano ora, Di Franco, Mancino, traversone, verso Guida col tacco, vorrebbe inventare l'assist Guida, non riesce, e palla al portiere, palla da Consiglio. Lancia a lungo Consiglio. Di testa Macri, da una testa dal pallone Macri. Flavio Altezza a duello con l'altro numero 8 Stradella, cerca una palla in avanti dove non c'è però nessuno dei suoi compagni. La palla è buona per Consiglio che può bloccare e servire sul lato la salita della Ramazzara, palla carezza buona ancora, vorrebbe tenerla così da Utilia, scivola Brusca, bene qui Marchiano dito sulla palla, poi dura pure la Rocca, si continua a giocare, Perrone di sopra c'è Brusco, scalciato, fallo commesso da Maurizio Brusca, calcio di punizione per la Ramazzara, calcio di punizione da Ramazzara, fallo commesso da Maurizio Brusca. 10 minuti, passaggio sul cronometro. Per seguirsi la messa. Calcio di punizione a Ramazzara. Lancio in avanti, cerca l'area di rigore dalle parti di Macri ancora, padroneggia l'area di rigore e ora Marchiano prolunga, va in avanti, vorrebbe Guida, non lo trova, anticipo di Valerio Guida, si va dalle parti di Polizzi. Polizia Lamia, occhio al controllo, riesce a rimediare bene però Lamia. Guarda in avanti, sguardo verso il suo 10, alle spalle c'ha l'altro 10, al duello tra Marchiano e Interisano. L'ha vinto in questo caso subendo fallo Interisano, chiaramente calcio di punizione per Laura Ramazzara. Destro, dritto verso la porta di Polizzi, conclusione alta, buona solo per il rinvio al fondo della Vis. Rinvio al fondo Vis Palermo, si aprono sul lato i terzini di Mister Adeola. Scoma, vuole Brusca, prende posizione, Maurizio Brusca pronto a sgassare. Brusca, sterza, guarda in avanti, cerca di far passare, c'è un raddoppio su di lui, raddoppio di marcatura, continua a lottare, l'ha toccata per ultima Maurizio Brusca, ha detto dell'arbitro, l'ha rimessa con le mani, buona per Ramazzara. Brusca, la ritrova la Rocca, la fa uscire, Brusca, triangolo, ancora un tocco, giocano
a pochi tocchi i ragazzi della Vis. Di Franco scambia con Brusca, ancora con il joystick va in avanti, poi Brusca in mezzo, traversone col mancino, consiglia a vuoto, porta scoperta, Marchiano spalle alla porta, trova lo scarico ma fuori misura, errore qui in area di rigore con l'uomo alle spalle. Marchiano riesce a trovare l'appoggio, Alamia porta l'uomo fuori, se l'è portata oltre la linea laterale qui il giocatore della Mazzara, rimessa laterale Vis Palermo, rimessa con le mani per la Vis. Alamia in avanti, guida, può allontanare, aspetta l'arrivo di Consiglio, se la va a prendere, la fa sua. Buongiorno Consiglio, Alamia la fa sua per Alamia, riesce ad andare sul lato, altezza protegge, oltre tocca è stato Fuxia, rimessa per la Vis. Buongiorno, come va? Piano piano. Piano piano. Con le mani Alamia, pronto ad andare in avanti. Guida col petto, la palla potrebbe essere scomoda ma riesce a lavorare al meglio, non si vede con Marchiano, si ricomincia ora la Rocca, dietro Federico Scoma, si apre sul lato di Franco, Scoma di Franco, controlla e va in avanti. Di Franco ancora, Mancina in avanti, c'è nessuno che può attaccare, la palla resta buona però ancora per Dautilia, però a lavorare lo fa bene. Dautilia allontana di Asaura Mazzara, rimessa con le mani per... Sì, vero, grazie. Palla in avanti, allontanato ed è palla al portiere, rinvio dal fondo per l'Asaura Mazzara. Consiglio, rinvio lungo da estremo difensore della Ramazzara, trova solo Mancri, preferisce controllare ma la palla scappa, che torna in posizione, Mancri la tiene ora sul lato di sinistra, Quartana recupera bene Fabio Altezza a lottare a fare la legna in mezzo al campo, rimessa al laterale ancora Vis Palermo. Alamia, Guida, questa volta non tocca, resta lì Valero Guida, vuole lavorare, vuole difendere contro il capitano avversario, Guida contro Bonasoro. Guida ancora, palla che arriva dentro, ma buona per uscire, Consiglio fuori posto, volentieri qui, Marchiano l'ha mandata fuori, o forse c'era pure un fallo, vediamo cosa dice l'arbitro, indica il lato della Vis Palermo, comunque la palla era uscita, non c'è nessuna polemica, diciamo, se non è per la scelta arbitrale, sarà rinvio dal fondo, si rinvia dal fondo semplicemente per... No, ma volevano un calcio d'angolo, ecco qual è stato il motivo della scelta dell'arbitro. Sì, che polemica c'è stata in effetti, calcio d'angolo che non viene concesso, rinvia al fondo per la Ramazzara, tocca ma non basta, qui il giocatore della Ramazzara manda fuori, partita delicata, fin qui l'ha approcciata al meglio la Vis Palermo. Di Franco, Brusca con l'uomo alle spalle, Maurizio Brusca si gira, vuole andare da Marchiano, anticipato, chiusa questa linea di passaggio, ma resta buona per la Ramazzara, direzione rossa, rimessa laterale per la formazione ospite. Primo quarto d'ora di gara che va, primo terzo di questo primo tempo di gara, 0-0, fin qui con la grandissima occasione passata per la Vis, non sfruttata da Brusca. Di Franco, Brusca ancora, Guida, prende posizione, palla resta lì, vorrebbe allontanare Bertolino, completa il disimpegno, poi il centrocampista è Maia Fuxia. Dautilia, errore sull'appoggio, Gabriel Dautilia duro, resta buona Ramazzara, vuole mandare in avanti, poi si allunga troppo le braccia alla Rocca, sul corpo dell'avversario, sul corpo di Genna, c'è fallo e calcio punizione per la Ramazzara. Fallo commesso alla Rocca, calcio punizione per la Ramazzara. Cercata la palla di rigore, che buona per l'inserimento della Ramazzara, occhio! Ha cercato di farlo col tacco, ha cercato di impattarlo verso la porta Savona. Polizzi è riuscito a bloccare mani subata, Lamia vuole sgassare, cerca di andare da Marchiano, palla che arriva in qualche modo, la fa Altezza, la accompagna fuori, rimessa laterale Vis Palermo. Altezza guida, alle spalle del capitano avversario, salta Marchiano ma non basta, allontana via Quartana, Macri deve ripetersi, aiuta per Alamia,
in avanti Federico Scoma, difende bene la Rocca, palla da tutti, la prolunga per la serie di Franco, mentre si apre Maurizio Brusca. Di Franco la Rocca, con calma la vista, sguardo in avanti, sguardo verso la verticale, traccia le linee alla Rocca e realizza la giocata. Trova bene Valerio Guida. Eccolo qui Guida. Dietro, occhio all'errore che scaturisce la ripartenza contro Pedro Ramazzara, ma Cri non lascia la giocata a Genna, lo porta all'errore, altezza, Bonasoro, palla verso Stradella, lo porta fuori Marchiano, ultimo tocco per Stonera, rimessa laterale per Laura Ramazzara. Rimessa con la mano Ramazzara. Già battuta, in mezzo al campo vuole Perrone, riesce ad aprire, palla alla cerca di Giacalone. Giacalone prova la giocata, la va a chiudere Brusca, deve ripetere. Giacalone si defila, lo vanno a chiudere in due, la Rocca contro Giacalone. L'ultimo tocco per l'arbitro è stato Fuchs, infatti così, l'ha rimessa con le mani, è buona per la Vis Palermo. Rimessa laterale Vis Palermo. Di Franco, Dautilio non tocca, Perrone devia, la palla è buona per il 10, ha toccato l'arbitro, errore il direttore di gara, ha toccato, la palla ritornerà, vediamo a chi, intanto bisogna chiedere in possesso, sembra essere per Ramazzara, vediamo cosa dice il signor Sant'Angelo. Si ricomincia da Perrone, cercata l'aria, palla che viene riconsegnata, rifatta a Polizzi. Polizzi gioca per Alamia, guarda in avanti, vola e guida, scatta così fa altezza, bene qui per lo scarico, doppio deviazione, Alamia deve tenerle, scaricare dalla Rocca, ma si gira con la giocata per Alamia, per la corsa di Guida, non se l'aspettava forse Valerio Guida, ma restano ancora in duello, Guida va dentro, si ritaglia questo calcio d'angolo, e calcio d'angolo a correre dal lato di destra, calcio d'angolo Vis Palermo, calcio d'angolo per la Vis. Va Marchiano col mancino a rientrare dentro l'area di rigore, mentre Alamia e Di Franco restano a coprire, altezza leggermente rialzato, tutti in area di rigore per il resto. Marchiano sul secondo consiglio, deve smanacciare e mandarla via dalla bandierina opposta da quella di sinistra. Altro calcio d'angolo, replay della bandierina, ma dal lato opposto, calcio d'angolo Vis Palermo, mentre stiamo in gara, la considerazione lasciamo dopo. Battuta corta, provato lo schema, Brusca passa, Maurizio Brusca per la botta verso la porta, non riesce a inquadrare, ancora deve entrare in partita Brusca, 20 minuti, ancora deve entrare come diceva, e quando lo farà sarà bellissimo. Rimessa dalla Ramazzara, 20 minuti già sono passati, 20 minuti al fischio iniziale, 0-0 fin qui, parità di violate in questi primi 20 minuti di gioco per questo scontro diretto per il primo posto di Allievi Regionale 17, partita che mi aspetto sarà seguitissima. Occhio, la palla sarà regalata da Ramazzara, deve rimettere Scoma, passa, cerca la giocata, Ingargiola si defila troppo, Ingargiola contro Di Franco, va andare sulla profondità, poi l'ho messo in mezzo Mancri, allontana e poi Alamia spazza via. Dicevo, partita che mi aspetto sarà seguitissima. Ci tengo a salutare tutti gli spettatori da casa, che siano Cus, che siano Ramazzara, che siano tifosi neutrali. Un saluto a tutti, una buona domenica a tutti, spero io sia di vostra compagnia. Sono Filippo Alongi, ripeto, vi terrò compagnia per questi 90 minuti, anzi per questi 70 minuti rimanenti in questa domenica di grande calcio sui nostri schermi TV La Voce del Campo. Resta la Ramazzara, punta la battuta, si può giocare, rimessa lunga dentro, buona solo per la Rocca, salta la toglie di rigore, altra rimessa con le mani, ancora in favore della Ramazzara. Rimessa lunga in aria, tocca il giocatore in trasferta, non riesce però a rendere
a mettere in difficoltà Polizzi. Palla spazzata buona per Marchiano, muore spalla per la Di Franco che sale sul lato. Di Franco non riesce a tenerla, Perrone gestisce, si gira, guarda in avanti e serve bene qui la corsa del compagno che va, la tiene in campo, Ingargiola vuole correre, La Rocca non si lascia superare, contrasto vincente di La Rocca, la rimessa con le mani buona per Laura Mazzara, contrasto vincente di La Rocca, rimessa la tra Laura Mazzara, andrà a battere Giacalone con le mani, numero 19 maglia fucsia. Giacalone corto ancora, vorrebbe andare, palla verso Ingargiola, cerca la profondità, resta in campo, vorrebbe il cross, ancora Rocca, non gli concede niente e sarà calcio d'angolo. Sì, è calcio d'angolo per Mazzara, non rimesso con le mani, calcio d'angolo per la formazione in trasferta. Dentro noi ci concentriamo all'interno del rigore e siamo all'esatta metà di questo primo tempo di gioco, 22esimo quasi e 30 sul cronometro. Il signor Sant'Angelo qualcosa da dire a Polizzi e calcio d'angolo da Mazzara. Mancino a cercare il secondo palo, trova l'inserimento di Bonasoro ma non riesce a imbucarla in rete. Quindi dal fondo per il Lavis Palermo, va a recuperare la Piera Lamia per concedere la battuta a Polizzi. Polizzi corto, Macri, lancio deviato, Marchiano, Alamia contro Marchiana ancora, riescono a prendere, vorrebbe scappare Guida, la palla è lunga ma ci crede, Valerio Guida ne approfitta lo scivolo l'avversario, ancora difficoltà a stare all'impiede di difesa della Ramazzara, palla debole per Maurizio Brusca, allontana Ramazzara, Alamia la tiene in campo, Piera Alamia non perde un secondo, scarico disponibile da La Rocca, può anche liberarsi, non deve solo andare in avanti, infatti lo fa ora, La Rocca, Altezza, gestisce ancora, Flavia Altezza, la palla resta lì, la protegge bene Quartana, sta messo c'è stato un fallo commesso d'altezza, calcio punizione per la Ramazzara. Calcio punizione da Ramazzara. Andrà a battere ora lancio lungo Bonasoro, capitano della formazione ospite, ma che di testa senza paura, riesce a toccare bene così le 10 dei della Vis Palermo. Marchiano, Brusca guida, controllato dentro quasi un appoggio da Brusca, vorrebbe tenerla, lavora, breccia larga, la palla è buona per la Vis, Altezza si gira, contro l'alto numero 8, Stradella, Altezza si rinnova il duello, allontana via la Ramazzara, la va a prendere Perrone con l'uomo alle spalle, poi la mette fuori, c'è un giocatore a terra, c'è Macri Dolorante, occhio, Dolorante a terra Macri, pensieri per Adeola, mentre è pronto ad entrare in campo la panchina della Vis Palermo. Forza Macri, dai! Niente, si riprende a giocare, la palla tornerà alla Ramazzara dopo che l'ha messa fuori per verificare le condizioni di Macri. Palla lungo Consiglio, palla proprio da Macri, è lì che di testa la manda in avanti quasi col volto. Altezza al solito duello con Stradella, Alamia con calma, gioca bene La Rocca.
Marchiano vorrebbe andare, non riesce a realizzare la giocata, palla carezza buona per il 10 della Ramazzara che gioca ancora. Lamia, duro, deciso, che va verso l'avversario. Piera Lamia vuole andare, vuole scappare. Alla ricerca qui di Dautilla che apre per la corsa di Brusca. Maurizio Brusca non arriva, già con il primo, preferisce allontanare, manda la via, si ritaglia questa rimessa con le mani così la Vis Palermo. Rimessa là tra le vis. Guida cercato ma non trovato. Palla dalla Rocca. Scoma si prende un rischio, che tempo troppo di riflessione. In avanti in Gargiola, vorrebbe sterzare, va giù, ha toccato con una mano. L'arbitro è stato attento nel segnalare un tocco con il braccio di Gargiola. Calcio punizione Vis Palermo, ha provato ad andare, scivola, visto il terreno di gioco bagnato, potrebbe diventare un fattore decisivo all'esito della partita questo, il terreno di gioco bagnato. Calcio già battuto, Scoma, vorrebbe Di Franco. Di Franco la tiene, Di Franco va dal lato di Brusca, messo giù, porta a terra, c'è fallo e calcio di punizione. Braccia troppo lunghe del giocatore della Ramazzara sul corpo di Brusca e sarà, come diciamo, calcio di punizione Vis Palermo da una posizione buona per un cross con un'ottima traversone, visto che la Vis i tiratori ce l'ha. Calcio di punizione Vis Palermo. Brusca e Marchiano, scappa Brusca. È una finta, è uno schema, ancora Maurizio Brusca sul secondo palo. Palla tesa, non riescono a prendere proprio il tiro Guida. Senza deviazione, termina larga, rinvio dal fondo per la Ramazzara. Rinvio dal portiere per la formazione ospite. Andrà a giocare Consiglio. Pronto Consiglio a metterla in gioco. Andrà rinvio lungo, invita i suoi ad alzare il baricentro. La Rocca, non arriva l'anticipo, palla ancora per Ingargiola. Vorrebbe passare, vorrebbe girarsi. Ingargiola la perde, la regala di fatto a Marchiano. La palla è buona per la Vis Palermo che va. Ancora Di Franco in avanti, Guida. Non riesce ad arrivare, viene anticipato. Confusione, deve togliere al traffico. Marchiano lo fa bene, la sua specialità. Antonino Marchiano gestisce ancora con qualità, vuole andare avanti, aprire col mancino sotto di destra. Per Lamia, destro, traversone sul secondo palo, forse un po' lungo. Brusca vorrebbe tenerla e fare la torre ancora nella di rigore, non riesce, palla complicata. E rinvio al fondo, rinvio al portiere per la Ramazzara. Fa lunga Lamia su questo cross. Rinvio al portiere. Già battuto, errore, occhio Brusca, vorrebbe andare in mezzo, non riesce a trovare il compagno Maurizio Brusca, ma la tocca e la manda lì. Giacalone, l'ultimo tocco è stato nero, rimessa la trolle per la Ramazzara. Rimessa con le mani per la Ramazzara. Qui è giusto stato a sinistra, la Ramazzara meglio Fucsia. Anticipo di Stradella, allontana via la Ramazzara, vorrebbe arrivare prima piena, Lamia sembra stare così. Lamia ha disponibile alle spalle Macri, ma anche sulla corsa altezza non arriva. Lamia ancora da lavorare, palla in avanti, palla persa. Resta buona però per il culo, per la Vis, visto che c'è l'ennesimo recupero sempre di La Rocca. Polizzi, lancia Polizzi, lancia. Perrone prova l'aggancio, diventa quasi un passaggio per Dautilia, cercando la verticale di Guida, mette il corpo davanti, mette il piede, subisce un colpo ma non c'è niente per l'arbitro. Lascia proseguire Maurizio Brusca. Brusca La Rocca, palla doppia, occhio errore e occhio alla ripartenza. Ingargiola, a destra c'è il compagno e lo serve. Palla verso Genna. Genna vorrebbe andare in mezzo, controllo un po' lungo, deve farla volare via Federico Scoma. Perrone, controllo e tiro, deviato da Brusca, ancora a lottare i due. Perrone poi la perde, sventato questa ripartenza, errore sulle misure del passaggio che ha fatto partire un contropiede che poteva essere potenzialmente pericoloso per la Vis. È riuscito ad uscire in maniera illesa. Mezz'ora di gara che va, primo terzo di gara è andato, 0-0 ancora in questi primi minuti, questi primi 30 minuti. Dautilia lancia e vuole Valerio Guida. Guida contro la metà giù, Valerio Guida per la salita di altezza, non arriva altezza. La rimessa laterale buona per la Ramazzara.
Resta con le mani maglia fucsia. Si propone Perrone in mezzo, andrà lungolina però il giocatore della formazione ospite. Prova ad andare, Alamia la difende, palla che resta lì, resta ancora per Ramazzara, vorrebbe lo scambio, Genna riesce ad andare sul lato, Savona cerca la giocata, Genna ancora ma prova a chiuderla, Genna vuole in Gargiola che va debole all'impatto, palla comoda per Polizzi, ma occhio che era libero di battere, questo il movimento questo per Ingargiolo, riesce a dare potenza, una grandissima occasione Mazzara che sta cercando di entrare ufficialmente in partita dopo un approccio alla gara quasi perfetto, l'alti ritmi per la Vis Palermo che sta un po' calando di ritmo, di velocità, di gioco in mezzo al campo, sta anche lasciando giocare gli avversari perché ci sono chiaramente anche gli avversari e ora la partita sta cominciando ora. Calcio d'angolo per la Vis, calcio d'angolo Vis Palermo, la battere Andrea Marchiano. Marchiano dentro, vorrebbe il centro dell'area, Consiglio si allunga e c'è un'altra chance, il giocatore a terra, uno per squadra, palla che resta ancora in gioco, l'arbitro però ferma tutto per verificare le condizioni brusca, ma vediamo se c'è fallo o no. Fatto sta che stava crossando, era pronto per il traversone e qui Marchiano, incredibile, l'arbitro ferma il gioco in una potenziale occasione da gol. Buonassoro è brusca, colloca con l'arbitro, arriva pure altezza, arriva pure Marchiano, vediamo quale sarà la scelta dell'arbitro, riconsegna la palla a chi era in possesso, fatto sta che è svanita all'inizio della giocata ma chiaramente la palla tornerà a chi era in possesso, ai ragazzi magari della Vis Palermo. Marchiano pronto per il cross, Marchiano passa bene, ora vuole andare Marchiano col mancino dentro la sotera, palla deviata, già con il tocca, la spazza via per la Ramazzara. Di Franco se la allunga ma non basta, ora la Rocca in copertura contro Ingargiola, la Rocca se la porta fuori, decisiva la pressione dell'11 in maglia fucsia, rimessa con le mani che sarà per la Ramazzara. Perrone la perde contro tiro alle spalle, va dura al contrasto il 2 del Ramazzara, la manda via Bertolino. Polizzi si abbassa Scoma, si abbassa Macri, la palla è per il 5, palla verso Macri. Macri passa bene, palla al piede, riesce ad andare benissimo Macri, ancora che va Macri oltre la metà campo, sale con personalità, vorrebbe Alamia, va a lottare lui, Pier Alamia contro Quartana, ancora passa Alamia, trattenuto, Alamia, andare in mezzo, sul secondo, palla fuori misura per Brusca, guida poi braccia troppo lunghe sul corpo di Bertolino e c'è fallo e calcio, munizione folle in attacco con tanto di giallo, sembra essere per Guida, ammonito Valerio Guida e qualche parolina di troppo nei confronti dell'arbitro. Avrà protestato per la scelta dell'arbitro, l'arbitro l'ha punito con un giallo. Savona scarica dietro, palla dall'8, errore sulle misure, errore di Stradella, c'è stata una deviazione, rimessa la tale però e ancora per la Ramazzara. Giocata a lungolina, vorrebbe andarla a prendere altezza, l'ultimo tocco è stato Fucsia, rimessa con le mani, sarà Nera, pronta per Alamia. Quando siamo al 35esimo, 10 minuti alla fine del primo tempo regolamentare, 0-0 ancora, parità all'arrivo tra le squadre. Quartana. Ancora Lamia, giocherà lui. Guida si prende una botta al volto, sembra essere Marchiano e così l'arbitro ferma il gioco, stordito Marchiano, palla tornare alla Ramazzara, palla 9, vorrebbe andare, si gira bene, cerca una corsa
cerca le corse di Savona, Macri protegge, Polizzi se la va a prendere, la chiama, la fa sua Polizzi. Polizzi, data la mano ancora all'estremo difensore della Vis Palermo. Con calma. Lungo Polizzi, oltre metà campo, Brusca vuole arrivare, c'è l'anticipo però alle spalle di Bertolino che va ancora. Brusca. Perrone, giocata della Ramazzara, vorrebbe mandare la Rocca, cerca di tenerla in campo, mette il corpo contro Ingargiola, va sulla rete, l'ha rimessa con le mani, è buona per la Vis Palermo. Bene qui, ottimo ancora il lavoro di La Rocca. Ingargiola, mette giù, si gira, a lottare dietro D'Autilio, dietro numero 11, D'Autilio ha rischiato, qui c'è un intervento fuori tempo dell'avversario, per la che resta tra i piedi la Ramazzara, termina fuori, ultimo tocco è stato Fuzia, è rimessa laterale per la Vis Palermo. Brusca va dentro di Franco, buona traversone verso Altezza, dritto sulla testa di Altezza, non riesce però a schiacciare, parla forte, non è arrivata dall'8, rinvia al fondo, rinvia al portiere per la Ramazzara. Rinvia al fondo per Consiglio, non stiamo per entrare negli ultimi 7 minuti del primo tempo. Lancia in avanti, scarica e poi giù dietro, riesce ad andare a mandarla via Bonasoro, Di Franco di testa, la porta in avanti, ottima giocata, è trattenuta in Gargiola, lascia giocare l'arbitro, poi riesce a liberarsene Di Franco, poi la Rocca va da Scoma, a qualche metro per salire ma occhio a scoprirsi troppo, Scoma se ne libera la metà campo, Brusca fa la torre di testa, non arriva da Tilia, poi la carezza buona per la Ramazzara, la difende Giacalone, rimessa laterale per la Ramazzara. Ingargiola, Genna, lo darà lui, Scoma la braccia, Genna viene messo giù, cerca il contatto, lo trova, e calcio di punizione per Ramazzara, calcio di punizione a Ramazzara. È dietro, arbitro, è dietro! Almeno 3 metri dietro, Giocherà Interisano. Interisano gioca corto, lungo linea, palla verso Ingargiola, gioca ancora in mezzo, vuole Perrone, palla arriva comunque a destinazione dopo l'attivazione, ma resa buona per la pista, in due gli vanno a strappare, cercato Guida, trovato solo Bonassoro, ora Marchiano, spinta alle spalle, strattonato, c'è fallo e c'è calcio di punizione per la Vis Palermo, altro fallo, altra interruzione, fin qui si resta senza cartellina, solo per Guida, per le proteste, la centrata in pieno il 10 della Ramazzara, palla buona per Brusca, Brusca vuole Guida, non riesce ancora, Maurizio Brusca, disponibile per lo scarico, la Rocca, eccolo trovato, la Rocca di Franco, vuole andare, gioco di gambe, cerca di accentrarsi, Perrone tocca per ultimo, rimessa con le mani per la Vis Palermo. Maurizio Brusca vuole accentrarsi, andare sul destro, la Rocca rifinisce, ripulisce, mette calma in mezzo al campo, Macri, è quello che va, Macri, pronto per il tiro, Macri, è andato alto, ci ha provato, è giusta la scelta di Macri, ha provato ad andare in porta da fuori, conclusione che termina alta, rinvio dal fondo per la Ramazzara. Andrà a Consiglio quando mancano circa 5 alla fine del più regolamentare. Con a lungo Consiglio, Macri di testa, non c'è nessuno lì, soltanto Quartana che allontana, ancora Macri, altra chance, altra occasione di mandarla di testa in avanti. Alamia vuole il solito Guida, Bonassoro tocca per ultimo, rimessa laterale per la Vis Palermo. È stata la Vis. Gioco dovrebbe andare, altra, resta con le mani, replay dalla rimessa laterale per la Vis Palermo. Guida non arriva, Marchiano per metterla dentro, arriva scomposto al momento del cross, il rinvio al fondo è buono per la Ramazzara. Nel fondo la Ramazzara, Consiglio pronto a lanciare, di andare a lungo o corto, poi lo fa centrale, l'uomo che si abbassa, ma trovo di sopra, errore, ecco qui, Brusca, palla sul destro, Brusca vuole il tiro, deviato, Consiglio si distende, uscita dal basso
parecchio rivedibile con il play che si abbassa per riceverla, ma viene servito forse un qualche secondo d'anticipo di troppo. Va due uomini alle spalle davanti, porta l'errore. Brusca non riesce ad andare in porta, c'è l'attivazione avversario. Scoma fuori tempo, palla per Ingargiola, vuole il destro da fuori, Polizzi! Il tuffo a blindare la porta di Polizzi. E calcio d'angolo, prima chance da fuori, primo tiro di Ingargiola che riesce a impensierire Polizzi. Ma riesce a rispondere presente, calcio d'angolo. Calcio d'angolo per una Mazzara. Vola Polizzi. Occasione la banderina per la Roma Mazzara. Ingargiola lasciato libero, pronto per il destro, dietro il rimorchio, lo scarico, controllo errato, Stradella la perde e se la divora. Alame non deve lasciare girare Genna, lo fa invece. Genna subisce il raddoppio, ancora Genna, occhio lì in area di rigore. Brusca la trova con l'aiuto di Di Franco, ripartenza, Marchiano la vuole Guida sulla profondità, la vuole verso Guida, occhio, Guida non arriva, resta lì Consiglio, tanta confusione. Valero Guida quasi marcato da Consiglio, palla da Marchiano col destro che non è il suo piede, trova le mani, poi Brusca, ancora Di Franco, l'ha mandata alta, la Roma Mazzara riesce a blindarsi lì dietro, riesce a chiudere ogni spazio e Di Franco sulla conclusione al volo, l'ha mandata alta, rinvio dal fondo, rinvio dal portiere per la Roma Mazzara. Rinvio dal fondo Roma Mazzara quando siamo a 2:30 al 45esimo, occasionissima Vis Palermo ancora. Palla debole, Giacalone, Consiglio, spazza via. Non c'è davanti, vorrebbe prendere la ripartenza da Mazzara. Ingargiola contro Scoma, contrasto vincente di Capitan Scoma, è rimessa la Roma Mazzara. 2 alla fine, Perrone va sul lato ancora, Ingargiola vuole lo spazio, continua a stare sul pallone, la terra, lotta bene, resta lì. La palla termina da Polizzi che va a contrasto, che ha preso un colpo. Fallo commesso di Polizzi, fallo in attacco, intervento ruvido di Ingargiola e calcio munizione in terreno di rigore per la Vis Palermo. Va Polizzi, quando ci avviciniamo all'ultimo minuto regolamentare poi sarà il recupero. Polizzi gioca corto, Macri corto da Scoma, mentre Di Franco si apre con i piedi sulla linea. Polizzi, larghissimi Di Franco e Alamia, ancora Scoma, da Utile si interscambia con Di Franco, lancia in avanti Scoma, vorrebbe Brusca, palla perfetta come l'appoggio, come lo scarico, palla dal 10, Marchiano vuole il tiro, non si abbassa a sufficienza, termina alto, rinvia al fondo, rinvia al portiere per Consiglio, 44esimo di gioco, 0-0 tra Vis Palermo e Roma Mazzara. Lungo Consiglio, Macri di testa, ancora una sicurezza sulle palle aeree. Guida cerca di toccare, spizzarla, poi Bertolino si appoggia da Consiglio, riesce a prenderla. Attendiamo comunicazione sull'eventuale recupero dal direttore di gara, fin qui siamo a 10 secondi alla fine del primo tempo. Aspettiamo notizie del recupero. La Rocca prova a prenderla, non riesce, in avanti per Stradella, vorrebbe lo scarico dal 7, poi a cercare Savona, va in avanti ancora la Vis Palermo. Maurizio Brusca si defila, si allarga sul lato opposto rispetto a quello di riferimento suo. Maurizio Brusca contro Stradella, prova ad andare in mezzo, palla che arriva al comodo della Perrone, ora altra ripartenza, ancora Ramazzara ma sventola Alamia. Pier Alamia, è quello che va, Alamia, sterza bene, Alamia, gioca dal 10, Marchiano e poi Di Franco. Di Franco, Mancino, dentro, sul secondo, esce Consiglio, la palla è buona, potrebbe andare in retta, ha salvato il capitano, ha salvato Bonassoro, occasionissima, salvataggio provvidenziale del capitano maglia numero 4 della Roma Mazzara, rimessa la Roma Mazzara, siamo 30 secondi oltre ai tempi regolamentari, 0-0, altra occasionissima Vis. Perrone mette in mezzo, ancora Perrone, palla da Genna, punta Di Franco,
Genna in mezzo, da Ottilia tocca, di Franco manda sul lato, rimessa laterale per la Mazzara. Giacalone, non abbiamo notizie sul recupero, siamo al 46esimo. Porta da fuori Marchiano, si gioca, brusca Marchiano, perde forse qualche tempo di gioco ma la tiene lui. Antonino Marchiano riporta in Salvis Palermo, Marchiano corre, lo insegue Giacalone, recupera bene, mette il colpo davanti, riesce a rimediare, poi cerca la deviazione, non la trova, la rimessa con le mani, buona per la Vis. Rimessa tra Vis Palermo. Palla messa in mezzo, brusca Marchiano, può bastare così per questo primo tempo di gioco. 0-0 nella prima azione di gara. 0-0 la Vispa Palermo Mazzara, squadra negli spogliatoi, intervallo, ci sentiamo tra qualche minuto. No, Giordani va a casa. È sotto pressione almeno sicuro. Ah sì. Quello è da Selvaggia Lucarelli. Selvaggia. Selvaggia Lucarelli. Io mi giro. Entrare questa palla. Riesce a entrare. Sono bravo. Ci siamo sicuri no, il campanellino che hanno inseriamo. Il campanellino. Ah, ma te lo ma ancora casa secondo te? Se tu hai un caso è Madonia. Poi si dopo. Buongiorno. Devo andare allo stadio. Sì. Sotto la neccia. No, ma veramente prima non gliene potevamo fregare di meno di calcio. Poi Mischina si è arresa. Si è arresa perché se ne è fatto questo.
Che speranza.
tornati in linea, riprendiamo. Ci eravamo lasciati allo 0-0 nei primi 45 minuti. Ora ultimi check prima dell'inizio del secondo tempo, si attende l'assistente che va a arrivare in posizione. Senza fretta arriva l'assistente, l'arbitro può fare giocare, infatti fischia esattamente ora. Comincia il secondo tempo di Vispalermo Mazzara, partita valida per il primo posto del girone di allievi regionale 17, entrambe a 37 punti a pari punti. Chi vince guadagnerebbe 3 punti sull'altro per staccare. Ricordo che Aranza è finita per 4-1 in favore della Mazzara. Una delle poche sconfitte della vista in questo girone. Noi ci un giocatore a terra, non c'è per l'arbitro, continua a giocare. Allontana Di Franco, la palla resta ancora in movimento. Ora l'arbitro farà un gioco per verificare le condizioni del ragazzo a terra. Questo ancora giù, sembra essere in Gargiola. Tra i migliori del Mazzara del primo tempo. Si riprende a giocare con la palla che tornerà così alla Vispalermo. Palla messa giù la Rocca. Scoma. Polizzi. Si apre l'altezza sul lato, Polizzi va a lungo, la palla è alla ricerca degli attaccanti, ok, Lamia che può scappare, Lamia a 3 di sopra, arriva l'uomo davanti che riesce a mettersi prima dell'avversario, mette il corpo, rimessa con le mani che sarà per la Vispalermo. Rimessa tra le vis. Lamia. Marchiano scarica, appoggia ancora Lamia, la palla è buona, resta in campo sulla linea. Lamia pronto per un cross, dentro, palla lontana dal capitano, ma resta buona per Marchiano, cerca il tiro al volo, non riesce, ha un'altra chance, Marchiano vorrebbe arrivare, allontana via bene così il giocatore del Mazzara. Tanto quello di prima terra non era in Gargiola, ma era Quartana, l'ho confusi con il dettaglio, trovi col cerotto sul naso. Quartana era a terra, riduce alla botta, continua ad essere un po' dolorante. Si gioca ancora sulle palle alte. Allora Mazzara la manda sul lato, rimessa alta per la Vis. Questa la Vispalermo. La vorrebbe da Tilia. Lungolinea sul lato, palla che arriva a Stradella. Comoda però per Marchiano. E quindi gestisce ancora Maurizio Brusca. Deviazione, palla che resta lì, ora il 7 può portare, ripartenza, Savona, corre, Macri lo aspetta, prova a servire pronti al taglio, Polizzi esce, riesce ad aprirsi, in scivolata quasi la difensore qui Polizzi, ottimo intervento ancora l'estremo difensore della Vispalermo. Perrone, cerca di saltare la Rocca, costretta allo scarico dietro, gestisce ancora Quartana, Perrone. La Rocca contro di lui, Perrone va in mezzo, palla che arriva all'8, Stradella contro Dautila, salta l'uomo, Stradella ancora, palla al 10, cerca il destro da fuori, Macri si immola e chiude lo spazio per il tiro con Di Franco che riesce ad allontanare e concedere rimessa tra la Mazzara. È stata la Mazzara. La messa in avanti, riesce a togliere Gabriel Dautilia e ora Stradella. Scarica appoggia dietro. Bertolino sul lato. Dautilia vorrebbe sganciarsi, palla che resta buona per Stradella, ancora incaricato di gestire questo possesso, va in avanti allora Mazzara verticalmente, vorrebbe approfondire, palla che arriva al 7, Savona contro Polizzi, il gol da 1-0, il gol della Mazzara, l'ha sbloccato Savona, questo scontro diretto, imbucato, a tu per tu col portiere, non sbaglia, riesce a mandarla alle spalle di Polizzi ed è 1-0 per la Mazzara, Vispalermo 0, la Mazzara 1, gol di Savona, a tu per tu con Polizzi, non sbaglia, alla prima occasione di questo secondo tempo, dimenticato dalla difesa della Vis. Ora a colloquio i difensori della Vispalermo per capire qual è stato l'errore, ha segnato Savona, ha segnato il gol del 1-0, la Mazzara l'ha sbloccata dopo 4 minuti del secondo tempo, 1-0 la Mazzara, la sblocca
Il set la sblocca Savona. Ora la Vis sotto di un gol dopo tutte le occasioni non capitalizzate durante il primo tempo. Cambia la partita, ne comincia un'altra ora. Polizia in presa. Scoma. Vuole mangiare in avanti, non riesce ad andare. Scoma poi Perrone contro la colpetta, va in avanti. La Rocca bene in anticipo, palla dal 10, palla verso Marchiano, continua a giocare, vorrebbe tenerla da utile. Perrone lungo la corsa del suo compagno, Ingargiola ha lo spazio per andare, Ingargiola ancora, ora vorrebbe che tira la partita dalla Ramazzara, non riesce ad andare in mezzo, la deve togliere la Rocca. Maurizio Brusca, eccolo che corre, Brusca inseguito da Ingargiola, viene fermato anche Di Franco, si lotta ancora su quel lato, sempre dalle numero di Giacalone che riesce a mandare in avanti, ma resta comoda per la rimessa con le mani in favore della Vis, invece non la evita la Rocca, può giocare ancora con la palla al piede. 50esimo, 5 minuti alla ripresa. Polizzi, occhio rischia qui Polizzi, ha avuto gioco diretto addosso. Dove che termina fuori, sarà rimessa con le mani per la Mazzara, con Quartanaro non ha fretta di battere. C'è cambio nella Vis Palermo. Sembra essere pronto Madonia, pronto a in corso come solito suo per provare a spaccare la partita. Dentro Madonia, fuori da utile, questo è il cambio di Adeola. Cosa fai l'assistente? Che cosa può fare l'assistente? Assisti, vieni. Fuori da utile dentro Madonia. È rimesso a terra la Mazzara, giocare a Quartana. Macri. Alamia, altezza per mantenerla lì, ancora Alamia vorrebbe togliere la palla, è buono per ora Mazzara che continua a gestirla. Quartana, gioca in mezzo, Ingargiola, si gira, andò di sopra, la Rocca deve toglierlo, fa bene, torna dietro, Scoma, deve farla volare via, ha fatto riuscire ancora la palla al piede, riparte dal basso la Vis Palermo, cerca di andare in avanti, vuole Guida, non arriva a prenderla Valerio Guida. La Rocca, Brusca, porta palla Maurizio Brusca, Di Franco. Ancora non è Di Franco ma altezza, perdonami. Altezza va in mezzo, trova la testa di Buonassolo e sarà rimessa laterale per la Vis Palermo. Marchiano vorrebbe girarsi ancora, Antonino Marchiano ha tante maglie di sopra, trova lo scarica, il rimorchio per la Rocca, ha cercato di piazzarla, trova però il 4 avversario, l'ala Alamia con il traversone il secondo palo, arriva da Di Franco poi Guida, non c'è, si continua a giocare, Guida non riesce, deve restare concentrato in gara la Vis Palermo, ed è il tutto aperto ancora, ripartenza, Ingargiola, Macri corre, è più veloce però di lui Genna va a rimorchio, occhio, chance per il 2-0, la Rocca su ogni pallone, compie un salvataggio provvidenziale qui. Ancora la Rocca, ancora a schermare, una diga in mezzo al campo la Rocca. Qui parte però il pallone, ma resta ancora in possesso la Vis. Flavia Altezza, Madonia, eccolo qui Matteo Madonia, gioca bene avanti, vorrebbe correre, scappa bene, Madonia, cerca di andare, viene chiuso in mezzo al rimpallo di tra le maglie Fuchs, la palla torna però alla Vis, Brusca vuole il calcio d'angolo, lo trova, calcio d'angolo per la Vis Palermo, occasione a correre per la Vis, gira la bandina di sinistra, calcio d'angolo alla Vis Palermo. Alla messa in mezzo, Guido non arriva, Macri potrebbe tenerla buona. Macri si oppone la Rocca, Suola vorrebbe andare in mezzo Macri, palla regata di fatto Buonassolo che ora trova Alamia controlla e tiro da fuori, Alamia allarga Alamia, invia al fondo, invia al portiere per la Ramazzara. Consiglio andrà lui a battere, invita i suoi a salire in mezzo al campo. Alamia, è lui che la prende, la lascia scorrere fuori, rimessa con le mani per la Vis. Alamia gioca in avanti, non trova Marchiano ma non anticipa avversario di Perrone, e ora porta palla, Genna punta, Samuele Sanchez lo spazio, Genna ancora supera Macri, palla che termina fuori senza la deviazione di Polizzi e rinvia al fondo per la Vis Palermo, rinvia al fondo Vis Palermo. Polizzi gioca corto, Macri, ecco che lancio sulla sinistra,
a cercare Di Franco, entra dentro il campo. Madonia, è lui che porta. Madonia ancora, Madonia. Vorrebbe allargare sul lato di sinistra, poi la carica Brusca vorrebbe sgassare, è chiuso a due mogli avversari. C'è deviazione, c'è calcio d'angolo. Ancora Vis Palermo nel tentativo di chiudere in avanti gli avversari. Calcio d'angolo. Palla messa in mezzo, un secondo, Guida non arriva. Rinvio dal fondo per la Rona Mazzara. Rinvio dal fondo della Mazzara. Senza fretta ancora. Va a recuperare la Marchiano. Consiglio. 10 minuti dalla ripresa, 10° il secondo tempo, 55 sul cronometro, 1-0 per la Roma Mazzara sul gol di Savona. Va in avanti Genna, vorrebbe ancora Savona, trova Polizzi che va in presa sicura. Polizzi. Lungo Polizzi. Vorrebbe toccare con una mano in Giacalone. Non c'è niente, semplice rimessa con le mani. È rimessa tale per la Vis Palermo. Giocata già. Vorrebbe andare in mezzo Madonia a cercare altezza. Flavia altezza. Cerca Guida, palla verso Perrone che allontana, palla resta buona per il passaggio verso il compagno. Savona, gioca tra la decide fin qui. Savona cambia tutto, vorrebbe andare centralmente. Genna sale a destra in Gargiola, lo diverso lo scorda Di Franco. In Gargiola contro Polizzi. Salva Polizzi! Ancora altra chance, tira fuori, terminato alto. Ma che salvataggio ha compiuto Polizzi, che errore ha commesso Di Franco, si è dimenticato alle spalle. Salva Polizzi e rinvio dal fondo. Salva Polizzi spaccata a chiudere la porta. Di Franco aveva lasciato correre in Gargiola contro il portiere. Infatti Geladero ha mandato un difensore a scaldarsi. Scoma. Palla verso la Rocca. Sale il 4, sale la Rocca. Cerca di andare, corre Brusca. Prova ad accelerare, Brusca allarga sul lato di Franco. Riesce ad andare in mezzo, Guida non arriva, allontana di testa così Bonasolo, palla che resta ancora contro le squadre. Resta con la Rocca che vorrebbe andare da Guida. Allontana Bertolino e ancora Vis Palermo. Di Franco cerca di correre sul lato. Di Franco contro Giacalone, portalo giù. C'è fallo, c'è calcio di punizione al limite. Calcio di punizione al limite. Vediamo se calcio di punizione o per la Vis oppure per la Mazzara. Il dubbio c'è. Calcio di punizione per la Vis Palermo chiaramente. Calcio di punizione Vis Palermo. Dal limite del rigore, posizione abbastanza defilata, qualche metro più avanti rispetto al calcio d'angolo. Oh! Ti scaccia il pitbull! Calcio di punizione per la Vis Palermo. Primi a pari punti. Primi a pari punti. No, di quale paese? Mazzara del Valle. Mazzara del Valle. Tre in barriera chiesti da Consiglio. E sono in Gargiola, Stradella e Genna. Andrà a battere la Rocca. La Rocca pronta ad andare dentro. Deviazione, rimpallo dritto sul volto di Scoma. E rinvio dal fondo. E c'è una calcio d'angolo che dice? C'è deviazione? C'è qualcuno che ha una Citroen grigia? Vediamo se il calcio d'angolo rinvio. Vediamo che dice l'arbitro. Fuori? Citroen grigia? Palla dal volto per Scoma. Resta sortita a terra. Forza Fede! Rinvio dal fondo, sì. Rinvio dal fondo dopo la botta subita la Scoma.
Andrà Consiglio, ancora passare i suoi. Pronto al lancio Consiglio. Forza ragazzi, dai! Consiglio va a lungo. Ci stiamo avvicinando all'ultima mezz'ora di gioco. Ingargio dovrebbe passare. Di Franco si mette davanti. Tocca e manda lì. Rimessa laterale per la Roma Mazzara. Messa con le mani. Si gioca in mezzo. A cercare il 10, tocca l'alto, 10 Marchiano, la carezza buona ancora, vorrebbe gestirla Genna, un crossone da fuori, resta buona lì per la presa di Polizzi però, ancora Polizzi, sicurezza garanzia per la sua difesa, lunga Polizzi, oltre la metà campo, cerca Guida, non riesce a metterla giù, palla che rimbalza, buona solo, il giocatore a terra, fallo commesso e danni di Quartana, e calcio di munizione per la Roma Mazzara. Sta ancora intervento alla panchina della Mazzara. Calcio di punizione della Mazzara. Telepotessa di valore Guida. Tempo però, giusto? Deve uscire fuori! Se non ce la fa, fallo uscire! Cioè, siamo tutti fermi! Si riprende Quartana. Non so se è un calcio di munizione oppure a fare il gioco per una botta alla testa di Quartana. Sembra però segnato per un calcio di munizione per la vista per la Mazzara. Per un fallo commesso da Guida. Dai ragazzi, forza. Dai Flavio, fai il secondo. Dai. Gioca corto Interisano. Occhio, vuole strappare la brusca. Palla per Guida. Guida contro il portiere. Guida su Consiglio che si esalta con l'intervento a forbice. Dritto su fuori Guida, non gli concede spazio. Brusca ancora. Dispareremo a forzare. Tocca con il tacco proprio Quartana. Palla che resta ancora lì. Madonia. Deve dare la Matteo Madonia. Arriva Di Franco per lo scarico. La palla è verso altezza. Cerca di andare. Tolta, mandata via. Rimessa laterale per la Vis Palermo. Ha salvato Consiglio, non concedendo spazio a Guida. Occasione Vis fallita però, pronto per il cambio. Sembra poter entrare Saverio Bocina. Buonasera, manda via, più lontano che può. Scoma contro l'avversario. Scoma ancora contro Genna. Ha commesso fallo Scoma, ha trattenuto, l'ha portato giù. Fallo e calcio punizione per la Ramazzara. Calcio punizione della Ramazzara. Arriva il fischio dell'arbitro. Mancino dentro l'aria. Palla verso Polizzi, la battezza fuori, rinvio dal fondo. Rinvio dal portiere per la Vis Palermo. Polizzi. Palla da Macri. Macri e ora La Rocca. Ecco la gioca in mezzo al campo La Rocca. Vorrebbe andare da Scom, palla che arriva dal capitano Madonia. La Rocca verticale cercata, palla per Valerio Guida. Guida ancora, Brusca attacca lo spazio, la tiene Guida, vorrebbe Maurizio Brusca, non arriva a prenderla, scherma il difensore avversario, ripartenza Aurora Mazzara. Vorrebbe andare Savona, del tutto fuori misura, palla buona solo per Polizzi, la va a prendere, la tiene lui. Polizzi. Mette giù Polizzi. Lancia lungo. Brusca non arriva. Marchiano sì, contro il numero 10 avversario, la meglio quello della Mazzara però. La Rocca. 1-0 ancora a Roma Mazzara. Il gol è trovato al terzo minuto del secondo tempo. Con il gol di Savona. Tu per tu con Polizzi non ha sbagliato. Madonia cerca di andare, mette il corpo davanti. Il colpo davanti Interisano. L'abito ferma il gioco per un fallo commesso da Madonia. Calcio punizione per la Roma Mazzara, c'è cambio, può entrare Saverio Bocina. Cercando, stanno giocando.
Bocina al posto di Valerio Guida. Fuori Guida, dentro Bocina. E questo è il cambio di mister Adeola, il secondo cambio della partita. Cambio pesante. Vuole più, forse più rapidità in mezzo là, in area di rigore, in attacco. Questa è la scelta di Adeola. Nervoso Guida, ammonito pure. Preferito toglierlo. Mister Adeola, fa la Danila Rocca, batte veloce Scoma, cerca Brusca, tocca ma non basta. Palla con ancora per la Mazzara e continua a gestire. Stadella va dietro, gira palla la Mazzara, sono ben 4 dietro. La lancia via Bertolino, la manda più lontana che può. Savona, Pieralamia deve arrivare. Alamia contro Perrone, passa col tunnel Perrone, l'ha giocato il tunnel. Savona vorrebbe la profondità, gliela concede altezza, però chiude la palla che arriva lì, deviazione, tocca Genna e poi altezza scivolata, intervento al limite, la toglie. Madonia, sale Bocina, Madonia, e quello che correva. Madonia ancora prova a insistere, prova ad andare, non riesce. C'era il giocatore sul lato, Saverio Bocina tocca con una mano. Calcio di punizione per la Ramazzara. Giocherà Bonassoro. Forza, corriamo, dai! Tempo, arbitro! Luca Bonassoro a cercare Macri, ancora Macri su ogni palla aerea. Altezza, si gira benissimo col numero, pure altezza. Apresurato vorrebbe Maurizio Brusca, sbaglia l'emisura del passaggio, l'ha rimessa con le mani, è buona per la Ramazzara. Giocare il 3. La Rocca gira al centro dove c'è Antonino Marchiano. Marchiano col mancino apre, palla verso la sede di Franco. Eccolo che può andare Di Franco, ancora vuole il tiro da fuori, termina alto. Alto il tiro di Di Franco. E rinvio dal fondo per la Ramazzara. 1-0 ancora la formazione ospite. Lancio lungo, Consiglio vorrebbe ingargiola, trova la Rocca, va a scontrarsi con Marchiano. Palla che arriva comunque a Bocina. Bocina contro Giacalone, Bocina tocca, Giacalone la gestisce e poi lancia spazzandola via più che può. La Rocca sempre su ogni pallone, interdire anche questa altra avanzata a Maia Fucsia. Bonassoro via, la allontana, Macri di testa senza mezze misure, va ad altezza, arriva Perrone, forse con un braccio ancora, si lotta, Perrone cerca il tocco di altezza, palla che resta buona per la Vis Palermo. Alla mia, occhio altezza, deve rimediare, Flavio Altezza contro Perrone, va giù, c'è fallo, arrivano le chiamate all'arbitro e calcio di punizione per la Vis Palermo. Calcio di punizione Vis. Brusca, splendido l'aggancio, Maurizio Brusca contro l'avversario, mette il corpo davanti, l'ultimo tocco è stato della Vis. Incredibile, fallo commesso da Brusca, fallo commesso da Brusca e calcio di punizione da Mazzara. Si ritaglia questo contatto, lo trova Quartana, sarà calcio di punizione per la Ramazzara. Lancio lungo, Ingargiola, sterza bene, Ingargiola ancora, gliela va a togliere il giocatore della Vis. Si gioca per il vantaggio ora, si rialza il giocatore della Vis Palermo, sembra essere Marchiano, ancora palla per la Vis, Bocina prova ad andare, deviazione Fucsia e calcio d'angolo per la Vis, calcio d'angolo Vis Palermo. La Rocca vuole andare sul secondo, non c'è nessuno, è rimessa laterale per la Ramazzara, messa con la mano la Ramazzara, hanno fuori misura sul cross, c'è l'arbitro a terra, che è successo? Perrone, Savona tocca ma non basta, Alamia, Flavio Altezza cerca di forzare ancora la Vis, Madonia mette il colpo davanti duro ma non basta per fermare Madonia in mezzo a tre.
ora sì, Brusca! Maurizio Brusca, l'avevo detto, e quando sarebbe entrato in partita sarebbe stato bellissimo come il suo gol. La pareggiata Maurizio Brusca, si può perdonare dopo l'errore inizio partita, segna Brusca, tutta la Vis Palermo sotto di noi, l'ha fatto bellissimo Maurizio Brusca, è 1-1, è tutto da rifare, la gioia, la perla, la stella della Vis con tanto di inchino. 1-1 Vis Palermo Mazzara. La vera stella di questa squadra ha segnato Maurizio Brusca, un gol incredibile al volo di prima, sotto al 7, dove il Consiglio non può arrivare. Vis Palermo 1, Arona Mazzara 1, la giocata dal fuoriclasse. 70esimo, 20 alla fine, ha segnato Maurizio Brusca, la decidono i 7 fin qui, Savona e Maurizio Brusca. La decidono i 7 fin qui. 1-1 e ora ne comincia un'altra di partita, 20 minuti alla fine, fin qui le due squadre continuano a mantenere il primato in classifica a pari punti, 38 e 38 nella classifica live. 1-1, ora calmiamoci un attimo, lanci in avanti sul lato, vorrebbe Genna, trova Federico Scoma, allontana, rimessa laterale a Mazzara, occhio a concedere spazi dietro ora. Palla da Genna non arriva, la rimessa con le mani buona per la Vis Palermo. La messa in avanti vorrebbero andare. Brusca cerca la girata ma non riesce, la palla resta comoda lì, Perrone vorrebbe andare in avanti, ancora sta da lottare, c'è il numero 10 Marchiano contro l'altro 10, la palla buona per la Vis, e ora vorrebbe potersi andare in avanti, ripartenza Vis Palermo, comanda, sembra essere Di Franco, ora va giù, non c'è niente, si continua a giocare. La Rocca sbraccia, questo è fallo, detto l'arbitro, questo è fallo, è calcio punizione per la Mazzara. Faccio usare la Mazzara. (72esimo) 18 al minuto numero 90, 1-1 tra Vissaro e Mazzara. Calcio punizione per la Vis. Il signor Sant'Angelo al colloquio con Adeola. È una partita buona, bella, fanno giocare i ragazzi. Lancio dentro nell'area, potrebbe essere buona con Giuseppe Macri, sempre lì su ogni pallone. Perrone a lavorarla, occhio ad Ingargiola che è alle spalle di Alamia contro Ingargiola, occhio la palla resta lì, la perde Alamia sull'arrivo di Savona. Ingargiola, palla che resta buona per l'11, Ingargiola sulla linea di fondo, passa, vorrebbe andare in mezzo, Macri ancora, sarà l'ultimo tocco, è stato Fucsia, vediamo se arriva dal fondo, rimessa laterale, si è rimessa con le mani per la Vis già battuta. Alamia trova altezza, tocca per ultimo, rimessa la tavola per la Mazzara, per la formazione in trasferta, 1-1 ancora in questo scontro diretto per il primo posto. La Rocca, Marchiano, occhio qui, il quartiero, Madonia subisce un colpo, si gioca ancora, palla resta tra i piedi della Mazzara che gestiscono, buona Soro. Ad allargare verso il 10 in maglia nera, Marchiano, Antonino Marchiano. Dietro, scarico. Di Franco, La Rocca, uomo alle spalle, deve liberarsi e tornare dietro. Macri, anzi Scoma, perdonatemi, Federico Scoma. Ne ha 3 sopra, prova a ripartire la stradella, non riesce, Bocina la tocca, si ricomincia da dietro, continua la gestione, quindi Bertolino e poi Giacalone. Coinvolto pure il portiere Consiglio. Lancia lungo Consiglio, togliere dalla confusione di lì. La Rocca tocca, Perrone spalle alla porta per servire lo scarico, la palla è buona per Quartana. Savona, giocatore che ha aperto le marcature. Ancora Quartana, chiuso e rimessa con le mani per Laura Mazzara. Resta laterale la Mazzara.
C'è cambio la formazione ospite. Vediamo chi è pronto a entrare in campo e chi lascerà il terreno di gioco. Vediamo chi sta per entrare. Sembra essere mai numero 17, sì. Pronto a entrare Cascio al posto di Ingargiola. Fuori Ingargiola, uno dei migliori in campo della Mazzara. Dentro Cascio, quindi cambio in attacco. La formazione per entrare Mazzara del Vallo. Era Quartana. Palla dentro, altezza di testa, resta comoda per Madonia, vorrebbe andare, Madonia passa, Madonia ancora, terza Quartana, palla caressa doppia, Brusca si infila e la tiene lì, altezza, riesce a toccare, Massa della passa, due maglie avversarie, poi viene falciato, occhio, arriva il fallo, calcio di punizione con tanto di giallo per Maurizio Brusca, ammonito Brusca, fallo e calcio di punizione per Ora Mazzara, fallo da dietro, ci sta tutto il Castellino, ammonito Brusca, autore del gol che ha deciso il momento da pareggio. Un quarto d'ora alla fine. Un quarto d'ora rimanente. Siamo al 75esimo. Circa 14, dovrebbe essere più esatti, più corretti. 1-1 tra Vispalema e Mazzara. Decidono i 7, decidono Savona e Maurizio Brusca. Mancino diretto verso la porta, Polizzi, occhio sulla presa, in due tempi, con un brivido, sulla palla potente, riesce a farla sua, ora Brusca, sale come un treno Lamia, Brusca, Maurizio Brusca ancora, vuole il destro, a cercare Bocina, Consiglio si distende, era posizione di fuorigioco, era posizione irregolare, Bocina, c'è tutta, giusta la chiamata dell'arbitro, esce, si distende, Consiglio, e palla che arriva... Allora Mazzara, sembra esserci cambio, fuori Alamia, ha fatto la sua ultima corsa qui con Brusca, fuori Alamia, dentro in maglia numero 15 per la Vis Palermo, Galliotto, cambio nella Vis, altezza stringe dietro a terzino, Galliotto vuole un pezzo nuovo in avanti mister Adeola. Consiglio alla ricerca del giocatore della Mazzara, vorrebbe andare in avanti, ancora gestione, palla per Cascio, gioca in mezzo, tunnel all'arbitro, la palla viene persa, chiaramente doveva tornare il ragazzo della Mazzara. Continua a scorrere il tempo, circa 12 al 90esimo, 1-1 ancora. Stradella, Bonassoro e Bertolino sono loro che lanciano. Scoma con la testa, ora pronta a rimandarla in avanti, palla che potrebbe restare in campo, no, rimbalza fuori, rimessa con le mani in favore della Mazzara. Giocata centrale, cercato, sembra essere Genna la perde, occhio, tremenda scivolata, ecco che sta per arrivare un altro giallo. Accusa di buon grado qui il cartellino, il giocatore della Mazzara, arriva il giallo per Genna, fallo da dietro, intervento che ci sta tutto. Calcio munizione per la Vis Palermo. Andrà lungo Scoma, Brusca, tocca, diventa un passaggio per Galliotto, poi in avanti, sale pure altezza, Galliotto sterza, vai lui al Galliotto, ce l'ha sul mancino, l'ha mandata larghissima, l'ha mandata incredibilmente larga, invio al fondo, invio al portiere, era un'occasione nitida per la Vis, ha cercato di piazzarla col mancino sul secondo palo, riesce a mandarla alta e larga, rinvio al fondo per la Mazzara, mentre manca poco ed entriamo negli ultimi 10, 11 alla fine. 79esimo.
è lungo il lancio, colpetto da mette giù Madonia, Galiotto, scarica, appoggia, Marchiana, a sinistra c'è Bocina, occhio che è fresco, Saverio Bocina, prova a piazzarla, Bocina, bacia la traversa prima di andare fuori, e rinvio dal fondo, rinvio dal portiere per l'Arona Mazzara, incredibile, fuori di un soffio Saverio Bocina, va lungo Consiglio, Macri ancora padroneggia su ogni palla aerea, Madonia Saverio Bocina vorrebbe centrarsi, il corpo davanti, deve trovare lo scarico, lo trova dalla Rocca, ancora centrale nel gioco di mister Adeola, altezza, destro, pronto per il cross, ci riflette altezza, e diventa un tiro, Consiglio a chiudere il primo palo, brusca sua ribattuta, palla che termina sul palo, dopo la deviazione di Consiglio, la Vis Palermo ci crede nella rimonta ora, ma occhio lì dietro, Macri, 10 minuti alla fine, 80° minuto di gioco, 1-1, parità ancora in questo scontro, che trova in palo il primo posto, Brusca ci crede, non riesce a tenerla su Quartana, è rimessa con le mani per l'Arona Mazzara. Questo torna Mazzara, incredibile, conclusione di altezza, parata da Consiglio sulla ribattuta ulteriore di Brusca, tocca Consiglio, tocca il palo, ritorno dal portiere, Madonia, Saverio Bocina, Di Franco vorrebbe andare in mezzo, palla che arriva della mala spazza, la Rocca con l'uomo alle spalle, c'è Genna alle spalle, ricomincia dietro con calma, senza voglia di forzare, senza voglia di creare problemi e rischi. Di Franco, controllo lungo, Giacomo con la deviazione, non la trova, è rimessa laterale per la Vis Palermo. Che succede? C'è cambio nella Mazzara. Cambio nella Mazzara. Pronto entriamo al numero 20. Leandro Giacalone al posto di Stradella. Dentro Leandro Giacalone, dentro due Giacaloni in campo. Resta per la Vis. 8 alla fine. Non la tocca nessuno, soltanto il portiere, la va a prendere, la chiama, la fa sua. 82esimo, 8 alla fine. Lancio lungo, Macri lontana di testa. La palla resta comoda per l'arrivo di Maurizio Brusca, potrebbe prenderla, ci riesce, quindi ora Marchiano, ci dà sul mancino. Marchiano ancora vorrebbe sparare in mezzo al campo, apre l'idea, imbucata verso Di Franco, la palla era buona, l'idea era perfetta, non è riuscito Di Franco ad arrivare, forse qualche centimetro di troppo, ma grande idea da parte di Antonio Marchiano, sappiamo, a questi giocatori alle corde. Lungo Consiglio, Madonia di testa prima di Giacalone, la palla è buona per il 10, c'è Madonia a terra, porta va in avanti così Marchiano Di Franco ancora cerca di andare Marchiano, occhio occasione vista, vuole andare in porta, termina larga, Brusca la tiene in campo però, Brusca scivola, la va a riprendere Maurizio Brusca, occhio all'errore, palla per Perrone, sul lato c'è il compagno che può correre, palla troppo lunga, gioco frenetico ora, rimessa laterale Vis Palermo, si è ripreso Madonia, c'è cambio ancora la Ramazzara, pronto a entrare in maglia numero 5 Pecoraro, vediamo chi uscirà, fuori Quartana, dentro Pecoraro nella Ramazzara, è uscito dal lato Quartana, velocizza ora il gioco, fuori il 30 e il 5, un difensore in più nella Ramazzara, vuole mantenere il risultato visto che la Vis Palermo sta affondando ora. Marchiano Scoma, Federico Scoma, palla perfetta per altezza come il suo controllo, altezza, lungolina, si ripone Galiotto, vorrebbe andare sulla profondità, Galiotto ancora, deviazione 19, l'ultimo tocco di Giacalone, il calcio d'angolo è buona per la Vis, quando siamo a 6 minuti dalla fine, 6 minuti al 90esimo più recupero, aspetto recupero abbondante. Altro cambio. È il momento di Pitucco, altro cambio in avanti.
Fuori di Franco, Madonia stringe a terzino, cerca il tutto per tutto, ora mister Adeola. Dentro Pitucco. Calcio d'angolo per la Vis. Cerca il tutto per tutto Adeola. Mancino in mezzo, sul secondo non arriva proprio Pitucco a prendere, rinvio dal portiere. Rinvio al fondo per la Mazzara. Torniamo veloci. Andrà Consiglio. Lungo Consiglio. 85esimo. La Rocca. Occhio qui la gamba altissima. Lascia giocare l'arbitro, incredibile. Gamba altissima sulla testa di La Rocca. È rimessa con le mani per la Mazzara. 300 secondi al 90esimo. 5 minuti. Madonia. Ancora a terra. Gagliotto vuole lottare, trattenuto, portalo giù, c'è fallo. Senza cartellino, solo richiamo verbale. E calcio di punizione per la Vis Palermo. Calcio di punizione Vis. Calmo, no. Lancio lungo in avanti. Al ricerca di Pitucco, abbraccio da Pitucco. La prende lui, Pitucco. Altezza supporto dietro, allontana via il capitano, Bonassoro manda sul lato e rimessa la 3 per la Vis Palermo. Rimessa Vis, Flavio Altezza. Altezza, ora Brusca. Maurizio Brusca Altezza, dal 7 all'8. Allontana via il difensore della Mazzara, si ricomincia da Macri, c'è disponibile Polizzi e lui la prima scelta di Macri. Polizzi. Occhio qui su Genna, poi andare con l'esterno, trova La Rocca e Macri. Lungolina si propone Altezza, palla verso l'8, la resta in campo, invece non per l'arbitro, è uscita fuori, è rimessa la trave della Mazzara, rimessa con le mani per la Mazzara. Occhio, sì, lo Sant'Angelo qualcosa da dire all'Altezza, rimessa la trave per la Mazzara, c'è pure il giallo, ci ripensa, e dal giallo, giallo per Altezza, rimessa con le mani per la Mazzara. Allontana Marchiano, Brusco vuole prolungare, non riesce. Giacalone. Palla dalle... numero 20, ancora Leandro Giacalone. Genna, scambia, allontana la vista, resta ancora in agguato per ora la Mazzara con il suo numero 10 Interisano. Interisano chiuso, fermato, ora la ripartenza. Occhio a Maurizio Brusca, vuole afferrarlo, non riesce. Brusca ancora. Brusca vuole puntare, si defila. Brusca, largo. A largo sul primo Maurizio Brusca. C'è calcio d'angolo Vis. Calcio d'angolo a Vis Palermo, non è riuscito a fermare Interisano nonostante abbia provato ad afferrarlo. Brusca andava più veloce. Calcio d'angolo per la Vis Palermo. A 2 minuti e 30 dal 90esimo. Brusca prova a battere. Dove si è procurato, Brusca va al centro dell'area sulla testa di Scoma, non resta ancora confusione Macri e poi Consiglio. Incredibile, Scoma è andato a liscio, è andato a vuoto nel metterla in porta sicura. Errore del capitano, non riesce a prenderla né lui né Macri né Pitucco. Ora richiesta intervento in campo alla panchina della Mazzara. Forza Vis! Siete troppo grandi, dai! Ancora a terra Macri.
Si riprende il giocatore della Ramazzara, riprende il gioco, palla che torna a Consiglio. 89esimo, mi aspetto recupero abbondante mentre resta giù Interisano fuori dal campo. Altezza contro Savona, occhio, l'ultimo tocco è stato Fucchio, infatti è rinvio al fondo, è buona per la Vis Palermo. Andrà Polizzi. 3 minuti di recupero ristretto, incredibile. Invio al fondo, si giocherà fino al 93esimo, quindi Pitucco messo giù, altro fallo e altro calcio di punizione, sempre per la Vis Palermo. Calcio di punizione Vis. A battere si presenta, vediamo chi, sembra essere il solito Marchiano da lì. Marchiano e la Rocca a battere questo calcio di punizione. Si giocherà fino al 93esimo come detto. Resterà solo Marchiano. Giocata corta, Pitucca, appoggio, scarica, brusca, vuole il tiro, termina altissimo, corpo troppo all'indietro, la colpisce sotto, la palla si impenna, sulla traversa la portiere sarà Consiglio, rinvia al fondo per la Ramazzara. Rinvia al portiere per la Ramazzara. Occhio altezza, occhio, ce l'hai lì. Lancio lungo. Controllo perfetto di Genna, ma chi non lo lascia passare ancora. Palla sul lato, vorrebbe andare, la palla è uscita. Si ricomincia da Polizzi. Polizzi, palla tra le mani, è andato il primo minuto di recupero, ne mancano 2. Polizzi. Bocino non riesce, ora Galiotto. Ancora Galiotto, porta a terra, strattonato, c'è fallo e c'è calcio di punizione per la Vis Palermo. Calcio di punizione Vis Palermo. Chiama la barriera. Consiglio. Ne vuole 4 in barriera. E la distanza c'è. 4 in barriera chiesti. Ora cerca di andare in porta la Rocca! Ha volato Consiglio ha volato la palla, termina in rete, il 2-1, la rimonta allo scadere, tutti in campo e guardate la festa della Vis Palermo, tutti sotto di noi, la rimonta della Vis, una rimonta che vale il primato in classifica, 2-1 Vis, la rimonta completata, 2-1 Vis Palermo, rimonta clamorosa allo scadere, dopo il volo di Consiglio e l'impatto sull'incrocio dei pali, esulta sotto di noi Macri ed è il 2-1, esulta Macri, esulta Maurizio Brusca. Vis Palermo 2, Aurora Mazzara 1 quando mancano 20 secondi, interminabile la partita, 2-1 Vis Palermo. Ma incredibile la parata di Consiglio, da sottolineare l'intervento in tuffo di Consiglio sulla conclusione quasi perfetta da calcio pezzato di La Rocca. Vola Consiglio, non basta, arriva Macri sull'intervento, quasi a sorpresa, me lo sono perso pure io, ma fatto sta che sono sul 2-1, 93esimo, scaduti 3 di recupero. Mettiamo contro a giocare ancora l'arbitro, 2-1 Vis Palermo, scivola Boccia, intervento duro, c'è fallo. C'è calcio in punizione per una Mazzara. Devo restare concentrati sulla partita. Gli ultimi secondi sono questi. Calcio in punizione per una Mazzara. Che calcio di punizione va tirato La Rocca. Che parata di Consiglio. Ma sulla ribattuta non può far niente. C'è tanto da prendere in questa partita. C'è veramente tanto. A livello individuale soprattutto. Partire ai ragazzi da Vis li conosciamo, la Ramazzara sicuramente possiamo prenderci conto il portiere, ha fatto una prestazione assurda, così come il suo difensore numero 4 Bonassoro capitano. Nella Vis Palermo li conosciamo, i ragazzi da Deula,
destro in avanti a cercare la di rigore, deve farla, vuole vedere Galiotto, occhio alla ripartenza, Galiotto vuole Marchiano, arriva pure Bocina non arriva, ma la caressa buona, Brusca, la porta è libera, Maurizio Brusca la tiene lui, potrebbe terminare qui. Bocina e Marchiano, porta completamente scoperta, vanno giù entrambi, vorrebbe andare Bocina e fallo è stato commesso da Marchiano, e calcio di punizione per l'Aurora Mazzara, calcio di punizione da Mazzara. 2-1 Visse, l'ha ribaltato un minuto fa. A voglia. Potrebbe essere l'ultima chance. 1 minuto e 30 oltre i 3 di recupero assegnati. Può bastare così. La Vis Palermo con il cuore oltre l'ostacolo si va a prendere il primato in classifica. Incredibile la stagione che stanno conducendo questi ragazzi, interamente sotto età. Ora possiamo parlare del primo in classifica. Abbiamo una nuova capolista, eccolo qui quadrato, c'è Brusca ad esaltare la tribuna. Vis Palermo 2, Aurora Mazzara 1, completa il sorpasso. Completa il sorpasso, sorpasso effettuato. Vis Palermo 2, Aurora Mazzara 1. Ora continuerà la festa negli spogliatoi per Mister Adele e compagni. Occhio alla ola, arrivano sotto di noi i nuovi primi classificati del girone. E io vi ringrazio per la compagnia, per la visione e per la mattinata passata insieme. Vi invito a mantenere ancora gli occhi sugli schermi, ora c'è derby societario di Vis Palermo Real Palermo. Un saluto alla prossima Filippa Longi.